Sì, adesso parliamo di TEF, Taranto Eco Forum. 25 e 26 maggio saranno le giornate dedicate a questo forum che si terrà alla Camera di Commercio. Tantissime aziende nazionali e internazionali arriveranno a Taranto per parlare di sostenibilità, ancora insomma un tema che torna, di transizione energetica, di economia circolare. Noi iniziamo oggi e avremo nelle prossime settimane tanti ospiti che sono stati chiamati a partecipare a questo grande evento. Iniziamo oggi con il responsabile della comunicazione di Teleperformance, Alessandro Ladiana. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno a voi, ben trovati. Dunque Ladiana, su cosa si incentrerà il suo intervento, rapportando ovviamente il lavoro e il percorso che fa Teleperformance al tema della sostenibilità? Allora, senza che andiamo a spoilerare tutto, altrimenti no, vabbè, per carità. Perdiamo l'interesse assolutamente. dell'intervento, però proveremo a raccontare la transizione energetica sotto l'aspetto della transizione culturale. Noi siamo un'azienda di persone che è incentrata sulle persone, chiaramente le persone in azienda, le persone all'esterno, e quindi diamo una grande importanza al significato di comunità. La nostra sensazione è che sia fondamentale operare da un punto di vista culturale, determinare un cambio di marcia che possa portare determinati messaggi da quelli che sono gli addetti ai lavori a quella che è la comunità. Quando si parla di transizione energetica, di sostenibilità, di energie rinnovabili, forse alcuni messaggi restano circoscritti a una rete di persone limitata e non arrivano a una comunità più ampia. Noi è un po' di tempo che lo stiamo facendo, stiamo provando a fare delle campagne di sensibilizzazione, per esempio contro i consumi, stiamo provando a fare degli investimenti nel campo dell'energia solare, stiamo provando a raggiungere con dei messaggi culturali le famiglie, dove per noi nelle famiglie ci sono anche i bambini. Ladiana, le grandi aziende come la vostra, per esempio, hanno una serie di fornitori, ne parlavamo poco fa con un'altra imprenditrice, con la Miccolis, adesso stanno pretendendo in qualche modo anche dai loro fornitori questo profilo, ecco, queste skill, se vogliamo. Noi lo stiamo pretendendo. No, volevo chiederle in realtà poi quanto, se queste aziende non lo fanno, quanto incide sulla reputation di una grande azienda? Incide tantissimo. Guardi, noi abbiamo il privilegio meritato sul campo di lavorare con i più importanti top player mondiali nel settore dei servizi, e loro sono i primi che chiedono a noi determinati parametri che poi noi dobbiamo andare necessariamente a cascata a chiedere ai nostri fornitori. Altrimenti poi diciamo noi giornalisti al centro delle polemiche mettiamo voi. Voi giornalisti fate bene, mettete voi. Ecco perché poi è fondamentale che ci siano questo tipo di eventi che devono obbligare le aziende piccole, medie e grandi a confrontarsi, a raccontarsi, ma a farsi quello che io dicevo tempo fa agli organizzatori, intanto proprio una bella radiografia interna, e capire dalla radiografia interna se hanno intrapreso una strada, se la strada è quella giusta. Noi pensiamo di aver iniziato un percorso da tempo virtuoso, è un problema che riguarda tutti. È una visione egoistica quella di credere che è un problema che non ci tocca perché tanto arriverà fra 2 decenni, fra 3 decenni. Noi abbiamo la responsabilità di lasciare un pianeta alle prossime generazioni che sono comunque più attente e più formate di noi su questi temi, e di lasciarlo in un modo più decente. Va bene, di tutto questo si parlerà e anche di tanto altro al TEF, il Taranto Eco Forum, organizzato dall'Associazione Eurota Idee Circolari e da Remtech Expo. Ci sarà anche Teleperformance con Alessandro Ladiana. Grazie per essere stato con noi. Buona giornata. Grazie a voi, buona giornata.